Monica Staliviere e Chiara Zaizza dell'Anatletica Feltre, Laura Cicotosto, Silvia D'Agostino, Laura Donè e Letizia Titon della Sindustria Padova, Maddalena Bressan, Doriana Di Valna Salmaso, Beatrice del Bisabro e ancora Gaia Beninca, Sara Tommasi dell'Industriale Conegliano, Sara Agosti, Maria Luna Vegola, Lorenzo Bonaldi, Natascia Meneghetti della Venezia Runners Atletica Murano, Diana Furlan dello Jesolo Turismo, Chiara Menegotto, Chiara Renzo e Gloria Tessaro. Per quanto riguarda l'atletica vicentina, da seguire in particolare queste due atlete, Chiara Renzo e Gloria Tessaro, insieme a Letizia Titon, che sono le atlete che vantano il miglior palmarès in questa gara. Per quanto riguarda invece la categoria allieve, attenzione a Laura Dalla Montà, ovviamente a Beatrice Mazzer. I concorrenti della categoria esordenti possono portarsi alla premiazione che verrà effettuata nel gazebo bianco con le due cupole bianche che si trova tra la chiesetta e il posto di ristoro. Intanto comunico ai giudici di partenza, si può dare il via alla gara femminile cross corto, allieve e junior. Sono pronte, le vediamo sotto le appoggiatori. È partita la gara femminile. Abbiamo visto il settore giovanile, ora andiamo a vedere, tastare il polso al settore assoluto del mezzofondo veneto. Vediamo diverse maglie gialle al comando. C'è già Chiara Renzo, c'è Letizia Titon, c'è Alessandra Finesso, c'è Giadamere e anche Beatrice Mazzer nel gruppo di testa. Le concorrenti dovranno percorrere 2 giri grandi, quindi fa lunga la gara e data la pesantezza del percorso dobbiamo prendere le evolversi della situazione. Vai Ale! Vai Ale! Vai, vai! Via da Ale! Brava, brava! Roberta! Dai Silvia! Vai Silvia, dai, dai, dai! Dai Silvia, vai! Vai Lisa! Della supremazia nella categoria juniores, non c'è storia nella categoria femminile per il momento allieve, con un ottimo comportamento anche da parte di Elisabetta Colbertaldo, che si trova in seconda posizione per quanto riguarda la categoria allieve. Già da bene poi con una trentina di metri di distacco vediamo Sara Agosti insieme a Diana Furlan. Buon anche il comportamento di Roberta Casson, junior della categoria promesse. Diana, questa è la Sara Agosti. Quella lì. Dai! Sì, ma che poi arriva? Via Diana, via! Sì, sì, era qua, 4,44. Dai Sara! Dai Sara, sotto, sta sotto Sara! Non stanno perdendo Natascia! sembra gestire in qualche modo riducendo la distacco. L'attenzione al comportamento delle due inseguitrici, soprattutto ai grandi finali delle progressioni di Chiara Renzo, atleta vicentina, in forza all'atletica vicentile. Dai Kim! Ok Kim, dai, comincia il
adesso, dai, sì! Via! Dai Nico, dai, sotto Nico, dai! Vai, Nico! Vai, 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 vai! Dai, Foster! Dai, dai! Iniziato l'ultimo giro da parte delle concorrenti. Dai! Concorrenti della categoria ragazzi, alla premiazione. Concorrenti della categoria ragazzi. Come va, Jessy? Intanto Ti fa male? il capitano sta tentando di staccare Dai! la rissa e ha perso qualche metro nei confronti del compagno di inseguimento. Non vediamo Alessandro Filessi, forse è passato quando Ascolta, forse è meglio portarli alla parata. ora sono entrate. Cominciamo ad applaudirla, cominciamo ad applaudire Letizia Titon che ha dominato questa gara e va a vincere la gara assoluta e anche la categoria juniores ovviamente. Eccola Letizia Titon, Assindustria Padova. Ah, ma lei è ritornata sui suoi passi. Letizia, buona anche la prima di Chiara Rinso. Eccola all'arrivo, anche per lei l'applauso del pubblico. E alle spalle di Chiara la prima delle allieve, Beatrice Mazzer. Beatrice Mazzer che ormai ha partita vinta nei confronti di Elisabetta Colbertaldo, autrice di un'ottima gara. Eccola Beatrice Mazzer, l'applauso del pubblico per lei, vincitrice della gara allieve. L'applauso va anche a Elisabetta Colbertaldo, grande gara per lei oggi. Elisabetta Colbertaldo, audace Noale. E grande gara anche per Roberta Casson, seconda, anzi forse prima delle promesse. Sara Agosti, Venezia Runners Atletica Murano. Poi arriva Marongiu, Sonia Marongiu, Silvia Giadavele. Arriva anche la junior Gaia Beninca. Ed ecco Tessaro davanti a Zanzadeschi. Poi Grazia Tison, poi Diana Furlan e Chiara Zaetta che precede Laura Dalla Montà. Poi via via tutte le altre concorrenti in questo percorso che ha messo a durissima prova i concorrenti, le concorrenti. Poi vedremo le classifiche. Non mi interessa come Intanto chiedo alla segreteria se è possibile avere i fogli gara della categoria allievi che partirà fra poco, perché non sono ancora arrivati i fogli gara della categoria allievi. Vada. Si stanno preparando i concorrenti della categoria allievi. Chiedo ancora una volta se è possibile avere il foglio gara della categoria allievi, che non è ancora arrivato. Vediamo di riassumere un po' la situazione per quanto riguarda le categorie